Andiamo nel Veneto, l'assessore regionale Daniele Stival, che mi pare voglia rimanere nell'ambito dell'argomento. Vuole rimanere come l'assessore Stival, anche perché proprio pochi secondi fa ho fatto leggere all'assessore la notizia che è giunta da Jesolo, cioè per la Croce Rossa Italiana ci sarebbero 120 posti disponibili a Jesolo per... non si sa bene per chi, insomma, se per i clandestini tunisini, se per i profughi libici, a un mese dall'inizio della stagione. Assessore. Sì, è ridicolo. Ma dai. Croce Rossa Italiana. Allora, noi intanto dobbiamo distinguere profughi da clandestini. Profughi non ce ne sono in questo momento a Lampedusa, ci sono clandestini e quindi, come ha detto Bossi, come ha detto anche Maroni, perché poi dobbiamo fare chiarezza lì, è sì il ministro dell'Interno, ma se noi abbiamo come Lega l'8%, 92% fanno i buonisti e soprattutto dall'America il buon Napolitano ci dice dobbiamo accoglierli, capiamoci che ha le mani legate anche il Maroni da solo. Noi fossimo a mani libere li avremmo già rimorchiati, un bel rimorchiatore, tutto, e li avremmo già riportati a casa loro, perché in Tunisia si sta meglio che in Italia in questo momento, perché la crescita economica di quel paese, anche se sta andando a elezioni democratiche, è tranquillo. Avere a Jesolo clandestini quando praticamente manca un mese alla prossima stagione, siamo veramente fuori da ogni logica. Cioè, Napolitano, se ritiene opportuno, c'ha il Quirinale che è molto grande e può ospitare diversi di questi cittadini. Senta, come lo stesso nei... Assessore, al di là delle battute, ma come si sta comportando secondo lei l'Italia nella crisi libica? Perché tutto è partito da lì. Come si permettono questi 4 alleati o finti alleati di fare un summit in videoconferenza senza invitare l'Italia? Noi l'avevamo detto, la Lega l'ha detto fino all'inizio, stavano fuori da questa partita che ci vedrà soccombere, lo avevamo detto fin dall'inizio, sia Bossi che Calderoni lo avevano detto, anche perché noi ci rimetteremo dal punto di vista economico e sulla bilancia commerciale del petrolio e del gas rispetto alla Libia. Di libici che sono abituati a non lavorare, a essere stipendiati con il petrolio di casa loro, non gliene frega niente venire in Italia magari a dover lavorare, anche se non c'è posto di lavoro. Per cui di libici che scappano dalla guerra non ce ne sono, anche perché lì con quello che hanno fatto verrà fuori solo e soltanto uno scontro fra tribù e non perché c'è il buono e il cattivo da difendere, sono tutti armati fino ai denti, che sia da una parte che sia dall'altra, quindi rischiamo... Armati da aziende italiane magari? Ma magari anche da aziende italiane, ma comunque rischiamo di avere tempi lunghi col petrolio che c'è sotto i loro piedi. Ringraziamo Daniele Stival, linea alla redazione centrale, grazie.